Gentili signore e signori, buonasera dal Palla Ferrarin di Breganze, vi parla Fausto Pozzan per questo sabato 8 maggio 2021. Breganze inizia le fatiche del suo girone finale play-out permanenza in A1 sfidando lo Scandiano. La formazione locale di Enrico Gonzo ha dovuto purtroppo pagare il pegno per l'ennesima volta in stagione al Covid ed è stato costretto a rinviare appunto l'inizio delle sue fatiche, mentre l'opposta formazione, cioè l'Hockey Roll Scandiano, ha già disputato 2 incontri di questo girone finale, la cui formula prevede che le squadre che vi partecipano sono le ultime 4 al termine della regular season. Nella fattispecie si tratta di Grosseto, Monza, Scandiano e appunto Breganze, che portano in dote la metà dei punti acquisiti durante la regular season, il che rende praticamente proibitivo il compito alla formazione rossonera e agli stessi ospiti reggiani, perché il Grosseto e il Monza, che guidano questa classifica, hanno iniziato i playoff rispettivamente con 14 e 13 punti, mentre Breganze vi ha iniziato con 2 e Scandiano con 4. È evidente che solo la matematica concede qualche residua speranza a queste formazioni, ma detto questo, Breganze e Scandiano vogliono assolutamente onorare l'impegno. Prima dell'incontro la formazione ospite ha reso omaggio a un suo tifoso recentemente scomparso. Ci associamo al dolore della formazione reggiana e della famiglia del tifoso. E comunque ormai il match sta iniziando, gli arbitri dell'incontro sono i signori Moresco di Marostica e Sergio Nicoletti di Castelgomberto. Il terzo uomo è Luca Garzotto. Per quanto riguarda le formazioni, lo Scandiano annovera i portieri Matteo Sassatelli e Matteo Vecchi con il numero 1, Sassatelli invece è il numero 10, gli esterni sono Federico Casari con il numero 8, Lorenzo Barbieri con il 29, Nicola Busani con il 5, Hernand Saez con il 91. Poi abbiamo Alex Raffaelli con il 37, Filippo Fontanesi con il 77, Capitan Franchi Alessandro con il 9 e Andrea Stefani con il 7. Dicevamo della formazione locale ampiamente rimaneggiata per causa Covid, che ha colpito i 2 portieri titolari, e cioè Fabio Mabilia e Marco Zanfi, e nonché gli esterni Filippo Compagno, Paul Gallifa e Pietro Battaglin. Quindi Breganze ha fatto di necessità virtù, attingendo alle leve del proprio vivaio, e quindi una formazione assolutamente tutta breganzese, quella che questa sera Enrico Gonzo ha schierato. Il match intanto è iniziato, sono già trascorsi quasi 2 minuti dall'inizio dell'incontro. Per quanto riguarda le formazioni, lo Scandiano ha schierato Sassatelli tra i pali. Attenzione, c'è un pericolo, ora si disimpegna bene il portiere breganzese Jacopo Veler al suo debutto in incontro di A1. Replica il collega di reparto. Attenzione, ancora una contropiede, ancora una parata di Jacopo Veller. Dicevamo dei quintetti scelti dai rispettivi allenatori, con Scandiano che ha schierato Sassatelli, Fernandez, Raffaelli e Franchi. Breganze che ha schierato Capitan Dal Santo, Mattia Ghirardello, Andrea Dalla Valle e Pietro Agostini. Attenzione, c'è la rete del Breganze intanto che la sblocca, quindi quando mancano 22:37 al termine della prima frazione del gioco, un'uscita da dietro porta di Mattia Ghirardello a sorprendere sul primo palo l'estremo difensore ospite, quindi Breganze è avanti nel punteggio. Per quanto riguarda, dicevamo, la formazione locale, assolutamente giovane, ed è un eufemismo perché c'è anche in campo un 2005, anzi in panchina, scusate, si tratta del secondo portiere Giulio Battistin, ma comunque andiamo più esaurientemente a
in nucleare i giocatori che compongono il roster di Enrico Gonzo. Allora si diceva dei portieri: Jacopo Veller con il 10 e Giulio Battistin con il 19. Gli esterni sono Capitan Dal Santo con il 53, Mattia Ghirardello con il 6, Guido Sgaria con il 4, Andrea Scortegagna con il 9, Marco Ferracin con l'88, Pietro Agostini con il 5, Andrea Dalla Valle con il 73, Silvio Costenaro con il 29, l'allenatore Enrico Gonzo, l'allenatore della formazione ospite è il signor Massimo Barbieri. 21:46 quindi al termine della prima frazione di gioco, Breganze in vantaggio. Breganze deve assolutamente tentare di fare bottino pieno se vuole coltivare qualche, ribadiamo, residua speranza di salvezza. Il compito è arduo, non fosse altro che per il fatto che Breganze quest'anno in trasferta purtroppo ha sempre pagato pegno, non è mai riuscito ad andare a punti fuori casa, ha conquistato 4 punti in stagione. Breganze, 3 dei quali proprio contro lo Scandiano, battuto per 4-3. È una delle ultime esibizioni stagionali della formazione di Enrico Gonzo, che qui ha un cattivo controllo con Pietro Agostini, concede il contropiede a Alex Raffaelli. Il tentativo di infilare il passaggio per il compagno, il numero 9 Alessandro Franchi, non preciso l'assist del compagno e quindi possesso per la formazione di casa, con Mattia Ghirardello che galvanizzato dalla rete che ha sbloccato il vantaggio, ha sbloccato il risultato, ha tentato un tiro da lontano con una deviazione ma ha fatto buona guardia l'estremo difensore ospite. E allora ancora Scandiano in possesso con Raffaelli a scambiare per Fernandez e la conclusione ancora la parata di Jacopo Veller in classe 2003, è il portiere titolare della formazione Under 19 che ben si è disimpegnata quest'anno in stagione peraltro e parteciperà alle finali per il campionato di categoria ai Roller Games di Forlì del prossimo mese di giugno. Ma intanto è ancora Breganze in possesso con il suo numero 6 Mattia Ghirardello, che ripetiamo ha sbloccato il risultato in classe 92 ed è di fatto il giocatore fra virgolette più vecchio della formazione di Enrico Gonzo. Qui va a sfruttare un aiuto di Andrea Dalla Valle, quasi un blocco quello del 73, ha favorito il tiro di rovescio del numero 6 della formazione di casa. Ma siamo dall'altra parte con Alessandro Franchi, il mancino, sicuramente giocatore di ottima tecnica e lo dimostra anche in questo caso con un alza e schiaccia. Attenzione, siamo dall'altra parte con Pietro Agostini, la parata dell'estremo ospite Sassatelli. E allora siamo dall'altra parte. Ancora la conclusione di Pietro Agostini e c'è poi il tap-in c'è stata la prima conclusione di Pietro Agostini, la palla è rimasta lì davanti al portiere ospite, il più lesto di tutti, mentre già esultavano i compagni di squadra, è stato Andrea Dalla Valle, perché il signor Sergio, e ha fatto bene perché il signor Sergio Nicoletti non aveva convalidato il gol, ma ci ha pensato Andrea Dalla Valle a sospingere la palla alle spalle dell'estremo ospite. E allora Breganze è avanti 2-0 nel punteggio quando sono trascorsi 6 minuti dall'inizio della partita. Attenzione, qui c'è una percussione di Alex Raffaelli, fanno buona guardia i difensori con qualche problema della formazione locale. Ancora Franchi, il capitano ospite, a scambiare con Alex Raffaelli, bravo in fase difensiva Pietro Agostini. E allora Breganze che riparte con il sul numero 6 l'autore della prima rete, e cioè Mattia Ghirardello. Breganze che spesso ha avuto il problema di sbloccare il risultato in stagione, invece questa sera è già andato a rete 2 volte con Ghirardello e Dalla Valle che cercano di combinare. Intanto Agostini e il numero 73 locale, l'autore della seconda rete, cioè Andrea Dalla Valle, ma la triangolazione tra i due non si chiude. Siamo quindi dall'altra parte con Joseph Fernandez, Busani, anche questo è un giovane,
campione d'Italia Under 15 alle finali scudetto del 2017 in quel di Correggio. Attenzione qui Raffaele che cercava Hernandez, l'iniziativa è sfumata, ma è ancora Busani in possesso con un gran tiro che colpisce la base del palo a Jacopo Veller battuto. Si è salvato quindi Braganza e riparte velocemente però Capitan Dal Santo, l'assist per Pietro Agostini che va a segno e siamo a 3. Braganze che dilaga, almeno lo diciamo sottovoce, ma intanto è molto importante per la formazione locale di riuscire ad andare sul 3-0 e qui Massimo Barbieri già ricorre alla panchina. Ha fatto uscire Franchi e vediamo chi è entrato al suo posto. Fontanesi, esatto, il numero 77 della formazione rossoblù. Non so se sentirete in sottofondo le urla dei tifosi che nel pieno rispetto delle regole sono al di fuori del palazzetto e comunque fanno sentire il loro appoggio. 3-0 il punteggio, 17-26 al termine, le reti di Ghirardello, Dalla Valle e Agostini. Parziale di 3-0 pesante per la formazione ospite, almeno dopo 8 minuti di match, ma sappiamo che nell'hockey su pista mai dire mai e quindi assolutamente la formazione ospite può risalire la china. Attenzione a Busani a combinare con Hernandez, Fontanesi, ancora Hernandez che ponteggia Agostini, si chiudono bene le maglie della difesa rossonera. Questa sera Braganza però sfoggia la divisa bianca. Attenzione ancora Stefano Dal Santo a combinare, chiude tutto il portiere ospite, si riparte Fontanesi, la conclusione imprecisa e allora ancora possesso per Braganze con Dal Santo, la conclusione di Dal Santo, la parata del portiere, il tap-in tentato da Pietro Agostini, ancora l'estremo difensore ospite a dire di no. Allora siamo a metà campo con Raffaelli, la conclusione di Raffaelli non trova la porta, era un bel tiro in diagonale questo del giocatore viareggino, quest'anno a Scandiano appunto, ma è Braganze ora in possesso con Mattia Ghirardello, l'accelerazione dell'autore del gol che ha sbloccato il risultato. Ghirardello ancora, alle viste il primo cambio per Braganze, Guido Sgaria, sarà la scelta di Enrico Gonzo, ancora Mattia Ghirardello a combinare dietro porta, ancora il numero 6, la conclusione, la parata del portiere ospite e c'è la doppietta di Pietro Agostini. 15-25 al termine della prima fazione del gioco, Braganze 4, Roller Scandiano 0, va a dare il cambio l'autore del gol Pietro Agostini, entra Guido Sgaria, Braganze quindi avanti saldamente nel punteggio dopo 10 minuti dall'inizio della partita. C'è un fallo di squadra commesso da Braganze, 2 i falli di squadra della formazione locale, 0 quelli commessi dagli ospiti. Brutto inizio di partita obiettivamente per l'hockey roller scandiano, per il roller hockey scandiano, scusate, che qui prova a combinare un'azione con il suo numero 77 Fontanesi, tenta la conclusione Musani, ribatte Guido Sgaria, allora Braganze con Mattia Ghirardello che ha pensato alla conclusione e poi si è rifugiato all'indietro, prudentemente qui una buona combinazione tra Dal Santo e Dalla Valle che si è girato, ha trovato il palo, purtroppo a negargli la rete, sarebbe stata la sua doppietta personale. Sin qui attenzione, bella combinazione dietro porta, ancora Caparbi, l'azione di Andrea Dalla Valle
chiude i gambali il portiere ospite. Siamo dall'altra parte. Braganza sicuramente ha avuto un ottimo impatto sul match, quindi non demorte la formazione locale e fa bene, perché è anche da serate come questa che Braganza comunque può e deve trovare spunto per concludere degnamente la stagione e per preparare la prossima, che se dovesse essere quella della retrocessione in A2 dovrà vedere assolutamente la formazione rossonera tra le protagoniste per un pronto ritorno nella massima divisione. Attenzione qui, la conclusione da lontano di Alex Raffaelli, la palla sopra l'altezza regolamentare. Altro cambio disposto da Massimo Barbieri, entra il numero 8 Casali e anche Braganza opera una sostituzione. Esce Andrea Della Valle, autorisi qui di una buona prova oltre al gol, un paio di conclusioni sicuramente insidiose. Entra al suo posto Silvio Costenaro, il numero 29, anzi è lui per la verità il capitano del Braganza. Ci scusiamo con gli spettatori. Era stato errato la compilazione della lista. Un bellissimo dai e vai tra Silvio Costenaro e Stefano Dal Santo, concluso di prima intenzione. Braganza è vicino alla quinta rete, sta giocando bene la formazione di casa ed è sicuramente una buona notizia, perché Braganza deve disputare bene questi play out. Tanto c'è una bella parata di Jacopo Veller sul tiro da lontano della formazione ospite. Braganza è assolutamente padrone del match, ripetiamo. 13-11 al termine della prima frazione di gioco. Il match è ripreso dalle telecamere della piattaforma di bella parata intanto di Jacopo Veller. La telecamere della piattaforma digitale Hockey Fisser TV, l'operatore di serata è Marian Monteanu dello Studio 7 HD, che quest'anno ha contribuito a consentire di vedere le partite, perché purtroppo il Covid non ha consentito la presenza di pubblico. Intanto ancora Braganza a combinare, giocano a due Sgaria e Costenaro, il passaggio di Sgaria è impreciso e allora fallo di 5 secondi. Sarà possesso per Scandiano, con Braganza che a metà del primo tempo è saldamente in vantaggio 4-0 nei confronti del roller Scandiano, in virtù delle reti messe a segno da Mattia Ghirardello, Pietro Agostini, doppietta per lui, e Andrea Dalla Valle. Ripartenza veloce di Braganza con Guido Sgaria. La bella giocata di Guido Sgaria, arriva davanti alla porta, cicca la conclusione, ma aveva fatto un ottimo gesto tecnico, un bel dribbling, quello del numero 4 locale, a superare l'avversario. Al momento di concludere gli è rimasta sotto la palla e non è riuscito a imprimere forza alla conclusione, ma lodevole iniziativa, mentre qui c'è un blocco fischiato alla formazione ospite, blocco irregolare, quindi sarà possesso per Braganza. 11:58 al termine della prima frazione di gioco. Se ne sono andati quindi 13 minuti di gioco e sono andati bene per la formazione di casa. La giovane formazione, tutti braganzesi questa sera. Costenaro, il blocco per Mattia Ghirardello, il doppio blocco con Guido Sgaria che va a rimbalzo dopo la parata del portiere ospite. Attenzione qui, una buona chiusura difensiva, Braganza quindi che difende bene con attenzione, rientra veloce, è sempre pronto a ripartire. Buona interpretazione del match, sicuramente quella della formazione di Enrico Gonzo, che nonostante le difficoltà e nonostante l'isolamento fiduciario, il Covid, eccetera, eccetera, non si è persa d'animo e si è preparata bene per iniziare al meglio questa fase finale della stagione. La conclusione intanto di Stefano Dal Santo, la parata del portiere ospite, alle viste il primo time out della partita, l'ha chiamato Braganza.
10:40. Silvio Costenaro, lo stop il tiro impreciso, non gli è venuta bene la conclusione, ma si era girato molto bene. Ottimo l'inserimento di Mattia Ghirardello che ha cercato Silvio Costenaro, attenzione però dall'altra parte, e c'è il gol di Scandiano. C'è il gol di Scandiano messo a segno da Hernandez, un ottimo gesto tecnico quello del numero 91. E quindi Scandiano che accorcia le distanze a 10:26 dal termine. Ci scusiamo con i telespettatori, il portiere dello Scandiano non è Sassatelli, il titolare almeno è Matteo Vecchi. 4-1 quindi il punteggio. Braganza ha concesso una ripartenza, è un giocatore tecnico ed esperto come Hernandez, ha colpito e ha messo a segno quindi il gol che può riaprire il match per lo Scandiano. Braganza, ripetiamo, ha avuto comunque un ottimo inizio di partita. Le raccomandazioni dei tecnici sentiamo soprattutto Massimo Barbieri, mentre Enrico Gonzo ci pare visibilmente soddisfatto dell'approccio che hanno avuto i suoi uomini in questa partita. Però Braganza non deve perdere la concentrazione, perché nell'hockey pista 3 gol si recuperano in un attimo e Braganza purtroppo ha pagato pegno molte volte per inesperienza, magari alle accelerazioni che le squadre ospiti hanno mostrato qui al Palla Ferrarini e soprattutto durante i match in trasferta. Si riparte comunque, quartetto confermato per Enrico Gonzo, cioè Ghirardello, Dal Santo, Sgaria e Costenaro. Ancora Ghirardello a combinare nell'angolo basso, il fronte sinistro dell'attacco della formazione di casa. Si girano bene e combinano altrettanto bene Ghirardello e Costenaro. La conclusione ravvicinata, ha chiuso tutto Vecchi. Non è stato un intervento agevole perché era una deviazione ravvicinata. Ci ha messo il corpo e ha sventato la minaccia. Qui c'è una ripartenza di Scandiano con il suo numero 28. La ripartenza da 3 di Braganza, il cattivo controllo di Mattia Ghirardello, peccato. La ripartenza precedente era di Lorenzo Barbieri, il 29, omonimo dell'allenatore ospite. Dal Santo intanto in possesso. Ghirardello, Braganza che giostra a metà campo. Sgaria, l'accelerazione di Sgaria, lo fronteggia ancora Barbieri e allora si rifugia da Costenaro, fronteggiato da Raffaelli. L'accelerazione di Mattia Ghirardello, la palla che picchia nel gambale di Vecchi e poi colpisce la traversa. Braganza ancora una volta pericoloso con il suo numero 6. Scandiano a giostrare, rientra intanto Alessandro Franchi, il capitano ospite. Ancora Raffaelli, Casali, Franchi, Raffaelli. La palla filtrante a cercare davanti alla porta di Jacopo Weller il numero 29. Nulla di fatto, Braganza in accelerazione con Stefano Dal Santo. Su un contrasto perde sfera, cattivo controllo di Raffaelli e allora Dal Santo, la conclusione murata da Franchi. Il più lesto però a impossessarsi della sfera è Mattia Ghirardello. Ancora Ghirardello, bella lo scambio con Silvio Costenaro che supera il portiere ospite, però non trova la porta, peccato. Bella l'iniziativa del numero 29 locale. Braganza che sta giocando bene, trova buone soluzioni con un ottimo gioco di squadra sin qui.
Franchi, Casali, il filtrante di Casali per Barbieri, fa buona guardia Mattia Ghirardello e allora possesso per Silvio Costenaro, mentre esce Guido Sgaria e rientra l'autore della doppietta che sta orientando il match per Breganze, cioè 4-1 parziale a 7 minuti al termine della prima frazione di gioco. Anche Pietro Agostini ha avuto il Covid, ha avuto un inverno obiettivamente difficile, mentre giostra da par suo dietro porta Stefano Dal Santo, non ci ha creduto, ma avrebbe potuto anche concludere. Qui c'è la conclusione invece di Mattia Ghirardello, la parata di Vecchi. Alessandro Franchi per Scandiano, mentre rientra l'autore del parziale dell'1-4, cioè Joseph Hernandez per Scandiano. Ancora Hernandez in possesso. Barbieri, la conclusione di Barbieri imprecisa. Vediamo la decisione del signor Nicoletti che dà il possesso a Breganze. 6-18 al termine della prima frazione di gioco. Questa sera si giocano anche le partite di ritorno dei quarti di finale, con Lodi che ha già terminato le sue fatiche eliminando Correggio. Si gioca anche per il 9° e 10° posto, i playoff promozione per la A2, con il Roller Bassano impegnato in quel di Matera. Insomma, la stagione sta entrando nel vivo per quanto riguarda i verdetti. Vedremo nel time out il programma di serata, ma intanto c'è un tentativo di Stefano Del Santo, rimpallato, riparte Barbieri per gli ospiti. Il più lesto a impossessarsi della sfera è Mattia Ghirardello, che va a servire Silvio Costenaro, che si libera bene, la conclusione è rimpallata. Aveva la possibilità forse di tirare subito, ma ha avuto un cattivo controllo, è rientrato con un buon dribbling, ma al momento della conclusione il difensore gli ha strozzato il tiro. Bella l'iniziativa da dietro porta di Pietro Agostini, che cercava sul palo opposto Silvio Costenaro, una classica giocata costruita in allenamento. Sicuramente apprezzabile il cenno di intesa tra i due giocatori di Enrico Gonzo. Riparte ancora un possibile contropiede con Mattia Ghirardello, la conclusione parata da Vecchi. Riparte allora Alessandro Franchi, il tiro rimpallato e poi fa buona guardia Jacopo Veller, concede la ripartenza ai suoi. Bravo Stefano Dal Santo a liberarsi, ma perde sfera e allora va dietro porta da Pietro Agostini, che lo va a cercare al centro dell'area. Bravo Pietro Agostini in ripiegamento difensivo. Ancora Stefano Dal Santo, che preferisce il possesso, anche perché mancano 4 minuti e 20 al termine della prima frazione di gioco, e Breganze fa anche bene a non forzare per non esporsi ai inutili contropiedi, visto che è in vantaggio. E allora Stefano Dal Santo a combinare, cerca Silvio Costenaro, che perde sfera per l'opposto numero 29 che è Barbieri. Attenzione, la conclusione, la parata di Jacopo Veller in bello stile. Bravo il portiere locale. Qui siamo dall'altra parte con Pietro Agostini che perde sfera, concede la ripartenza, fa buona guardia ancora Jacopo Veller sulla conclusione di Hernandez. Non ha tradito emozione sin qui Jacopo Veller. La conclusione di Mattia Ghirardello dall'altra parte. In questa sfera per i suoi Alessandro Franchi, si rifugia all'indietro da Barbieri, entra Casari, anzi Busani con il numero 5. Ancora Barbieri, Franchi. La conclusione di Hernandez di prima intenzione, non trova la porta. Era un ottimo gesto tecnico questo del numero 91 ospite. E allora siamo con Mattia Ghirardello, con Andrea Della Valle che è rientrato in pista, l'autore del punto del 2-0.
combinare dietro porta, ma non trova Pietro Agostini. Anzi, della Valle mi sembra l'autore della terza rete di Breganze. Scandiano a combinare a centrocampo, classica disposizione a rombo offensivo con il vertice basso Barbieri oltre la metà campo e la conclusione da lontano di Barbieri, rimpallata dalla difesa locale, e allora ancora Joseph Fernandez, ancora la conclusione di Barbieri, rimpallata da Pietro Agostini, e siamo al time out. Si diceva del calendario per quanto riguarda i playoff scudetto. Dicevamo che ieri sera il Lodi ha terminato il suo turno preliminare, cioè i quarti scudetto, eliminando Correggio. Attualmente Trissino e Bassano sono sull'1-1, mentre Forte dei Marmi, Montebello e Sarzana e Follonica si affronteranno domani per quanto riguarda i playoff scudetto, quarti di finale. Per il nono e decimo posto si stanno sfidando nella gara d'andata Sandrigo e Valdagno, 2-1 per Sandrigo in questo momento, mentre nell'altro match valevole per i play-out è 1-1 attualmente tra Monza e Grosseto, ovviamente con le formazioni impegnate nell'altro match che possono anche tranquillamente giocare con la classifica, e anche un pareggio tra loro è un buon risultato per chiudere la pratica salvezza al più presto. Breganze deve solamente sperare di fare bottino pieno, cioè vincerle tutte e 6, e cercare di capire alla fine se dovessero bastare i punti conquistati. Impresa quantomeno ardua. Comunque si riprende, mancano 2 minuti al termine della prima frazione di gioco, alla parata di Jacopo Veller, possesso per Breganze con Stefano Dal Santo. Breganze che ripropone il quintetto iniziale. Vanno a combinare intanto Pietro Agostini, che cerca sul secondo palo Mattia Ghirardello. Lodevole intenzione, imprecisa la conclusione, era obiettivamente difficile, però si cercano i giocatori di Enrico Gonzo, e questo è sicuramente apprezzabile. Lo ha registrato lo stesso tecnico rossonero, che ha applaudito i compagni. Quindi c'è un fallo di pattern intanto fischiato in favore di Scandiano nei pressi dell'area di rigore del Breganze. Franchi e Busani sulla sfera, e lo stesso Barbieri vicino a cercare di combinare. Vediamo se eseguiranno uno schema i giocatori ospiti o se andranno subito alla conclusione. Subito la conclusione, la parata abbastanza agevole di Jacopo Veller al debutto in A1 questa sera, che vanta un curioso precedente in un torneo del 2016, in quella di Modena. Partecipò lo Scandiano, che era senza portiere, un torneo amichevole. Scandiano chiese al Breganze se poteva dare un portiere per fare la partita. Ci giocò Jacopo Veller, che si disimpegnò molto bene nell'occasione. Torneo vinto dal Breganze, ma ci interessava più che altro il particolare che Jacopo Veller vanta un precedente proprio nella difesa di una squadra giovanile dello Scandiano. Attenzione qui con Dal Santo, che va a combinare con Ghirardello, ed Enrico Gonzo che rimprovera Andrea Dalla Valle, reo di aver eseguito un passaggio inutilmente rischioso, visto che mancano ormai 20 secondi al termine della prima frazione di gioco, ed è assolutamente il caso di portare a casa il punteggio parziale sul 4-1. 15 secondi però, Breganze concederà quindi gli ultimi 15 secondi di gioco allo Scandiano, e questa non è una buona notizia, anche perché i giocatori ospiti posizionano già un giocatore a far velo davanti a Jacopo Veller per cercare magari una palla filtrante o una conclusione che è stata imprecisa
e quindi Braganza che può, nelle intenzioni, andare al riposo tenendo palla. Lo fa Mattia Ghirardello che tenta anche la conclusione. Termina qui la prima frazione di gioco, la conclude in vantaggio Braganze per 4-1 in virtù della doppietta di Pietro Agostini e delle reti di Andrea Della Valle e Mattia Ghirardello, che ha sbloccato il risultato per Scandiano. Il gol quando mancavano 10 minuti di Joseph Hernandez. A risentirci fra una decina di minuti circa per il secondo tempo qui dal Palla Ferrarin di Breganze.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Palla Ferrerini di Breganze, vi parla Fausto Pozzan. Tra qualche istante il secondo tempo di Breganze Scandiano, sarebbe il terzo turno del girone play-out, permanenza in A1, in realtà per Breganze è il debutto. Ed è stato sin qui un buon debutto perché la formazione di Enrico Gonzo ha concluso il primo tempo in vantaggio per 4-1. Iniziata la ripresa, c'è un Franchi che per gli ospiti va su una palla vagante. Le formazioni sono gli stessi quintetti che gli allenatori: Enrico Gonzo per Breganze, Massimo Barbieri per Scandiano hanno schierato in pista all'inizio del match. Il lapsus è sicuramente freudiano perché Massimo Barbieri 3 anni fa era l'allenatore del Bassano che tra l'altro sta vincendo in quel di Trissino per 2-1 nel incontro valevole per il ritorno al turno dei quarti di finale playoff scudetto. Ma torniamo in cronaca. Breganze dunque con Veller, Dal Santo, Ghirardello, Agostini dalla Valle. Scandiano con Busani che è qui in possesso di palla. Attenzione qui Hernandez che cercava di beffare Jacopo Veller sul primo palo. C'è una ripartenza veloce di Breganze con Ghirardello mentre è caduto, e c'è Mattia Ghirardello che trova un gran gol. Il gol del 5-1, doppietta per lui. Si lamentava Stefano Dal Santo che nella ripartenza aveva subito fallo, stava discutendo con l'arbitro Moresco, ma Mattia Ghirardello ha proseguito la sua azione e così come a inizio match, a inizio primo tempo, anche Mattia Ghirardello ha trovato la rete a inizio ripresa. E allora Breganze avanti 5-1. Per Scandiano sono in pista, ripetiamo, Hernandez, Franchi, Raffaele, Busani e Vecchi tra i pali. Per Breganze Veller, Dal Santo, Ghirardello, Agostini dalla Valle. Sin qui doppiette per Ghirardello e Agostini e rete di Dalla Valle per Breganze. La rete di Scandiano è stata messa a segno da Joseph Hernandez, il numero 91 della formazione rossoblu ospite, che prima dell'incontro ha reso omaggio al suo capo tifoso recentemente scomparso. Attenzione qui Raffaelli a combinare, ma di forza li porta via sfera Stefano Dal Santo, che riparte per i suoi. Un passaggio in mezzo alle gambe per Mattia Ghirardello, un rischio di troppo, ma Dal Santo ha voluto correrlo. Comunque ancora possesso per Breganze, con Agostini e Ghirardello che si scambiano un cenno di intesa. Buona sin qui la prova di entrambi. Bello il gol di Mattia Ghirardello, un bel tiro accompagnato di rovescio all'incrocio sul secondo palo alla destra di Vecchi. Qui c'è però una ripartenza di Alessandro Franchi che va a cercare Raffaelli con una palla a mezza altezza, difficile da controllare. Allora siamo comunque con Joseph Hernandez, gli viene ribattuta la conclusione. Poi qui c'è Franchi che reclama giustamente un fallo di squadra, il quarto commesso da Pietro Agostini. E qui attenzione, c'era una rapida giocata di Joseph Hernandez da dietro porta. Ancora Alessandro Franchi che cerca l'alza e schiaccia, ma è possesso per Breganze con l'autore della quinta rete. Mattia Ghirardello perde palla per l'intervento difensivo di Alessandro Franchi, che va dal numero 5 Busani. La conclusione di Busani imprecisa sopra la traversa della porta difesa da Jacopo Veller.
Dalla Valle, cerca e trova Pietro Agostini a combinare dietro porta il numero 5, classe 2003, prodotto del vivaio locale, campione d'Italia under 17 nel 2019, primo anno in pianta stabile in A1. Ha avuto il Covid purtroppo Pietro Agostini, ma questo non gli ha impedito di mettere a segno delle reti di ottima qualità e lo ha fatto anche stasera. Sicuramente un prospetto su cui Breganze fa affidamento per il termine di questa e delle stagioni a venire. Busani intanto, anche questo è un prodotto del vivaio dello Scandiano, qui una conclusione di Alex Raffaelli, il dialeggino, imprecisa. Alessandro Franchi, che è di Follonica, fallo di squadra, blocco irregolare commesso dai giocatori di Massimo Barbieri. 20 minuti e 40 al termine della partita, Breganze avanti 5-1, sicuramente il massimo vantaggio di cui ha goduto la formazione rossonera in tutta la stagione. Un parziale rassicurante che però non basta, e infatti Breganze sta spingendo. Qui c'è un passaggio impreciso di Pietro Agostini al centro del fronte dell'attacco, cercava l'inserimento di un compagno sulla sponda opposta, invece ha trovato i bastoni della formazione ospite. Qui c'è una bella riconquista di palla di Pietro Agostini, non si chiude l'iniziativa offensiva tra Stefano Dal Santo e Pietro Agostini perché sono ripiegati velocemente i giocatori di Massimo Barbieri, e allora le finte di tiro di Andrea Dalla Valle che non trova spazi, si rifugia all'indietro da Stefano Dal Santo. Altra finta di tiro, Dal Santo cerca il centro dell'area Andrea Dalla Valle, la conclusione di prima intenzione alta sopra la traversa, e allora è possesso per Alex Raffaelli che si incunea nella difesa ospite, avversaria, scusate, cioè la difesa del Breganze. Un'accelerazione intanto di Hernandez che si ferma, si rifugia da Franchi, la conclusione di Franchi che colpisce la traversa, una botta veramente notevole. I pali a salvare Jacopo Veglia, dall'altra parte la parata di Vecchi sul tiro di Stefano Dal Santo, mentre c'è un problema per Hernandez che riceve ora palla da Alessandro Franchi, punta e salta due avversari. Il numero 91 ospite dietro la porta, tenta l'altra schiaccia, la palla vagante. Breganze che deve stringere le maglie difensive, lo fa ora e riparte anche ai limiti del regolamento magari, ma quello che è importante è che la formazione di casa porta palla verso la porta ospite. Attenzione qui Mattia Ghirardello, Scandiano in pressing, si rifugia da Pietro Agostini che è dotato di ottime qualità di palleggio e possesso palla, e allora Dalla Valle è attaccato da Raffaelli, perde palla, riparte velocemente Scandiano. Attenzione Alessandro Franchi, il tentativo, la palla che danza velocemente, e alla fine la palla che danza velocemente davanti a Jacopo, e alla fine Alex Raffaelli a 18 dal termine mette a segno per i suoi il punto del 2-5. Scandiano quindi che ci crede ancora e ne ha ben tonde perché manca veramente una vita. Qui c'è una conclusione subito di Stefano Dal Santo, parata e controllata in qualche modo da Vecchi. Il fallo di squadra intanto di Andrea Dalla Valle, sono 5 quelli commessi dalla formazione locale. Peccato per questa rete, Breganze forse con un po' più di attenzione avrebbe potuto evitarla, ma siamo dall'altra parte. Un fallo di squadra fischiato a Hernandez, è il terzo. Scandiano ne ha commessi meno di Breganze ne ha già commessi 5.
17-34, 5-2 per l'Ocheglia Nararo Breganze. Alle viste un cambio per la formazione di Enrico Gonzo. È pronto Guido Sgaria. Blocco di Agostini, attenzione, il sesto fallo di squadra per Breganze. Breganze deve stare attento in queste fasi del match perché è ancora lunga. Mancano 17 minuti. Scandiano può rientrare in partita, ha gli uomini per farlo, sicuramente. Raffaelli, la conclusione di Raffaelli, murata da Mattia Ghirardello, non riesce a ricevere palla Stefano Dal Santo e allora ancora possesso per Scandiano. Breganze che non deve commettere l'errore di disunirsi. Intanto Barbieri per gli ospiti, è entrato anche Fontanesi, è uscito quindi Joseph Fernandez, la parata intanto di Jacopo Veller. Mattia Ghirardello per i suoi a proporre una trama offensiva, è raddoppiato ma caparbiamente difende palla, si rifugia all'indietro da Stefano Dal Santo. L'accelerazione di Dal Santo non trova una conclusione e allora ancora una volta va dal compagno di reparto Mattia Ghirardello, poi Agostini a combinare dietro porta con Guido Sgaria. Sgaria va a cercare Stefano Dal Santo, il passaggio indietro di Dal Santo, 5 secondi per terminare l'azione offensiva, la conclusione di Agostini che voleva essere in realtà un assist per Guido Sgaria, che peraltro ha anche toccato, ma smettata la minaccia. Qui c'è una palla vagante, ci arriva per primo Stefano Dal Santo, peccato, a un passo dalla porta non è riuscito a trovare l'ultimo controllo, ma caparbiamente Stefano Dal Santo va ancora a caccia della sfera, commette fallo ai suoi danni Alex Raffaelli e allora fallo di squadra, il quarto commesso da Scandiano. Possesso per Breganze, buona l'iniziativa del numero 53 dei giocatori di Enrico Gonzo. Qui intanto c'è una combinazione dietro porta di Guido Sgaria che va a commettere il settimo fallo ed è una pessima notizia per Breganze, a 3 punti dal bonus, da 3 falli di squadra dall'esaurire il bonus, e poi Scandiano avrebbe una punizione di prima per accorciare ulteriormente il punteggio. Fontanesi, l'accelerazione del numero 77 ospite, va a cercare al centro dell'area Raffaelli, fa buona guardia Stefano Dal Santo, ancora il numero 53 di casa Ghirardello, Sgaria, Dal Santo, Costenaro, Dal Santo, Sgaria è dietro la porta, perde palla per l'intervento di Barbieri e allora una nuova trama offensiva per la formazione ospite, ma si chiude a riccio la difesa della formazione rossonera. Lo scambio tra Dal Santo e Costenaro, il tiro di prima intenzione purtroppo impreciso. Breganze che si è chiuso e ripartito in contropiede nell'ultima circostanza. Raffaelli per gli ospiti, lo va a contrastare Guido Sgaria, ancora Barbieri, numero 29 ospite, solo omonimo dell'allenatore della formazione reggiana. L'accelerazione di Raffaelli che va a colpire Fontanesi, il signor Nicoletti ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni del numero 77 ospite. Intanto è uscito Alex Raffaelli, è entrato il numero 8 Casali. Enrico Gonzo è pronto a fare entrare Andrea Scortegagna al debutto assoluto, ci sembra, con il Breganze in prima squadra, classe 99. Andrea
assolutamente un prodotto del vivaio locale, campioni d'Italia nelle categorie under 15 e under 17, vice campione d'Italia nella categoria under 20 in quel di Follonica nel 2018. Barbieri intanto per gli ospiti. Franchi, Fontanesi a contrasto con Dal Santo. Ancora Franchi in possesso per gli ospiti. Breganze che si chiude bene in posizione centrale, il tiro ciccato, attenzione però, la palla che danza pericolosamente nell'area rossonera, sbroglia tutto Mattia Ghirardello. E siamo a metà della ripresa, Breganze avanti di 3, 5-2 per la precisione. Caparbia l'azione di Silvio Costenaro, mentre è entrato Andrea Scortegagna. Iniziativa di Scortegagna che va a liberare Mattia Ghirardello, che trova il punto del 6-2. Tripletta di Mattia Ghirardello che va a ringraziare Andrea Scortegagna, autore di un pregevole assist. Bello l'assist di Mattia Ghirardello e anche l'assist di Andrea Scortegagna e la conclusione in dribbling di Mattia Ghirardello rasoterra, che non ha lasciato scampo al portiere ospite. Breganze quindi avanti di 4 e questa è sicuramente un'ottima notizia sulla via del tentativo di conquistare questi 3 punti che per la classifica sono sicuramente importanti, se non altro perché per la matematica Breganze ha assoluto bisogno di vincerle tutte queste partite di questi play-out permanenza in A1 per la stagione 2020-2021, una stagione obiettivamente difficile per Breganze, che ha conquistato solo 4 punti in regular season, chiudendo quindi all'ultimo posto. Ci sono queste 6 partite da onorare al meglio, Covid permettendo, perché come abbiamo già avuto modo di sottolineare sin qui, Breganze è al debutto assoluto, ma in realtà questa sarebbe la terza giornata, quindi quella della fine del gironcino d'andata di questi play-out permanenza. Intanto Andrea Scortegagna, che ha avuto un ottimo impatto sul match con un assist pregevole, mentre Breganze che si ritrova a memoria, fa girare bene palla. La formazione di Enrico Gonzo da questo punto di vista lodevole l'impegno. Attenzione qui, Mattia Ghirardello voleva ricambiare il favore ad Andrea Scortegagna, gli è uscita una conclusione imprecisa purtroppo per il numero 9 rossonero, ma pregevole l'iniziativa della formazione di Enrico Gonzo, che intanto ha chiamato time out. Mancano 10 minuti e 27 al termine, qui perde palla Franchi, riparte velocemente la formazione di Enrico Gonzo, il tentativo di servizio di Stefano Dal Santo è impreciso e allora ancora Scandiano in possesso con Casali, Fontanesi, Franchi, ancora Fontanesi, stop e tiro, anzi no, è un passaggio per Franchi, pericolosamente Barbieri davanti alla porta, ma siamo dall'altra parte, peccato. Il tentativo di Costenaro di servire Ghirardello non ha avuto buon esito, ma comunque sulla palla vagante si è avventato Andrea Scortegagna. Silvio Costenaro a scambiare con il compagno di pari età, Andrea Scortegagna. Costenaro e Scortegagna sono veramente cresciuti insieme nel settore giovanile breganzese. Il tiro di Scortegagno, la parata di Vecchi, la nuova trama offensiva di Scandiano a 9 dal termine, Breganze avanti 6-2. Rientra Joseph Hernandez per la formazione rosso-blu ospite. Barbieri,
dovesse vincere, Braganza supererebbe Scandiano al terzultimo posto, perché Scandiano ha iniziato i play-out con 4 punti, Braganza li ha iniziati con 2. Sin qui Scandiano ha perso le 2 partite e quindi ci sarebbe il sorpasso. Attenzione qui, Stefano Dal Santo cerca di superare Vecchi che fa buona guardia, sventa la minaccia, riparte la formazione ospite. Siamo arrivati agli ultimi 8 minuti di partita con Scandiano in possesso. La conclusione di Hernandez fuori dallo specchio della porta di Jacopo Veller, riparte velocemente Braganza. Mattia Ghirardello non trova passaggi facili e allora sceglie il possesso. Palla persa da Stefano Dal Santo, riparte Barbieri, caparbia l'azione di Barbieri, ma altrettanto caparbia la fase difensiva di Stefano Dal Santo con Braganza che riparte. Mattia Ghirardello è contrastato da Barbieri e da Casali, anzi Fontanesi. Hernandez, Barbieri, palla vagante, il primo che si avventa è Stefano Dal Santo che riparte, preferisce il possesso e fa bene perché Braganza è avanti di 4, mancano 7 minuti, è inutile correre rischi. Scortegagna combina con Mattia Ghirardello, attenzione, Scortegagna trova la rete, bravissimo, combinazione Ghirardello Scortegagna, e implacabile il numero 9 che mette a segno il suo primo gol in Serie A1, ci sembra. 7-2, bellissima rete di Andrea Scortegagna. Mentre in tema di esordi tocca adesso a Marco Ferracin, numero 88, classe 2003, che va a dare il cambio a Mattia Ghirardello. Braganza è quindi avanti saldamente nel punteggio a 7 minuti dal termine. Le triplette, la tripletta di Mattia Ghirardello, la doppietta di Pietro Agostini e le reti di Andrea Dalla Valle e Andrea Scortegagna a tracciare il solco per Braganza, avanti 7-2 a 7 minuti dal termine per Scandiano, le reti di Joseph Hernandez e Alex Raffaelli. 7 minuti al termine. Enrico Gonzo quindi che ha schierato tutti i suoi esterni, confermando ovviamente Jacopo Veller in porta. Il suo secondo, ricordiamo, è Giulio Battistin, classe 2005. Mentre Marco Ferracin, neoentrato, è un 2003, campione in Italia nella categoria Under 17 nel 2019. Anche lì prodotto del vivaio locale. Busani intanto, Hernandez lo contrasta e gli porta via sfera Silvio Costenaro, il capitano breganzese. Ferracin in possesso. All'indietro per Stefano Dal Santo. Ancora Ferracin in possesso. Difende palla dall'attacco di Joseph Hernandez. Se ne libera servendo Silvio Costenaro. La conclusione, la parata di Vecchi. Braganza ha giocato veramente una partita lodevole sul piano dell'impegno, dell'organizzazione tattica. Meglio in difesa, in attacco che in difesa questa sera, anche se comunque le sbavature difensive non sono state molte. Su una in particolare Alex Raffaelli ha trovato il secondo gol, mentre la prima rete è stata una ripartenza con un testa a testa di Joseph Hernandez che ha
battuto Jacopo Veller. Intanto c'è possesso per Breganze con Stefano Dal Santo. Siamo vicini agli ultimi 5 giri di lancette. Breganze è vicino a cogliere un successo importante, vedremo se per la classifica, ma sicuramente per il morale. Se dovrà essere retrocessione, che lo sia con prestazioni incoraggianti come questa. Questa deve essere sicuramente la missione dei giocatori di Enrico Gonzo nelle prossime 5 partite che concluderanno le fatiche per la stagione 2020-2021, una stagione obiettivamente difficile non solo per il Breganze, ma per tutte le protagoniste dell'hockey nazionale, perché stiamo parlando di una pandemia che per esempio costringe le squadre a giocare a porte chiuse. C'è la parata intanto di Jacopo Veller con Breganze che probabilmente farà entrare anche Giulio Battistin. Sarebbe un esordio assoluto anche per lui. Intanto Marco Ferracin in possesso. Costenaro 4-16. Costenaro a difendere palla dietro porta dall'attacco. Attenzione qui, Costenaro rinvenuto da dietro porta, è nato al tiro, la parata di Vecchi. Lodevole iniziativa del capitano breganzese. Un'altra traversa intanto colpita dalla formazione ospite con Busani, e c'è Giulio Battistin che fa l'esordio anche Giulio Battistin, quindi Enrico Gonzo ha schierato tutti i propri giocatori. È entrato intanto per Scandiano il numero 7, cioè Andrea Stefani. Dal Santo Agostini intanto che è entrato in pista e ha dato il cambio ad Andrea Scortegagna, che ha avuto un ottimo impatto sul match, ha messo a segno il punto del 7-2. Il blocco intanto di Dal Santo a favorire la giocata di Pietro Agostini. Marco Ferracin, Breganze che manovra in scioltezza. Si trovano molto bene i giocatori di Enrico Gonzo, che si sono allenati con lodevole impegno. Attenzione qui, una bella combinazione tra Ferracin e Costenaro. Ancora Costenaro, la conclusione rimpallata. 3 minuti e 13, Breganze è veramente vicino a conquistare questi 3 punti importanti. Sull'altro confronto è avanti Grosseto 5-2, Grosseto quindi che dovrebbe conquistare matematicamente la salvezza con questi 3 punti. Monza che deve rimandare ancora l'appuntamento con la salvezza, ci sembra. Siamo ormai agli scampoli finali di match, fasi un po' confuse di gioco, la conclusione di Pietro Agostini imprecisa. Dall'altra parte Busani a proporre una trama offensiva per i giocatori ospiti. Ancora Scandiano in possesso. Busani, Barbieri, 5 secondi, possesso per Breganze. Azione difensiva efficace di Silvio Costenaro. Marco Ferracin, Pietro Agostini. Ancora Marco Ferracin. La conclusione di Pietro Agostini imprecisa. Siamo ormai a 1 minuto e mezzo dal termine della partita. Breganze che ha schierato tutti i propri effettivi, sono tutti i giocatori del vivaio locale, ci teniamo a precisarlo.
e si stanno imponendo per 7-2, quindi la miglior prestazione stagionale di Breganze sicuramente contro lo Scandiano. Breganze quindi che ha un ottimo, intanto c'è Stefani che va a sfidare Giulio Battistin, non trova la porta, buona l'azione di piegamento difensivo, ma bravo il numero 7 ospite nella circostanza. Dall'altra parte Marco Ferracin, tentativo di alza e scaccia da dietro porta, e allora Stefano Dal Santo ancora Dal Santo a 40 secondi al termine. Marco Ferracin, l'alza e schiaccia, lodevole il gesto tecnico, ha cercato il gol di finezza. Buona anche la penetrazione di Dal Santo che è andato a cercare Pietro Agostini. Breganze, ripetiamo, che ha giocato veramente una bella partita. Con i 3 punti conquistati, Breganze è ancora aggrappato all'aritmetica, certo sono calcoli pindarici. Monza non è ancora matematicamente salvo, perché a 16 punti Breganze ne va a 5 e quindi può ancora teoricamente raggiungere e superare gli ospiti. Quindi c'è una bella parata intanto sulla sirena di Giulio Battistin, che conclude positivamente il suo debutto in A1 a soli 16 anni. Termina il match, Breganze lo vince per 7-2 in virtù delle reti messe a segno da Mattia Ghirardello, tripletta per lui, Pietro Agostini, doppietta per lui, poi le reti di Andrea Della Valle e Andrea Scortegagna al debutto in A1. Per Scandiano le reti di Joseph Fernandez e Alex Raffaelli, match diretto dai signori Moresco e Nicoletti, terzo arbitro al tavolo Garzotto. È tutto allora qui dal Palla Ferrarin per questo sabato 8 maggio. Appuntamento a sabato 15 maggio, quando sarà di scena qui al Palla Ferrarin il Grosseto per il secondo match dei play-out permanenza in A1 del Breganze. Grazie quindi per l'ascolto, grazie a Maria Monteanu e alla piattaforma digitale Hockey Pista Tisser TV che consente di vedere queste partite, visto che purtroppo quest'anno le hockey piste è rigorosamente a porte chiuse, e quindi appuntamento ai prossimi incontri dell'Hockey Denaro Breganze. Buonasera a tutti da Fausto Pozzan.